Un saluto a tutti i nostri amici telespettatori. Eccoci al consueto appuntamento con la rubrica A voi la linea. Partiamo dal Marinoni. Il Collegio dei Geometri laureati della provincia di Udine, insieme all'Università di Udine e all'Istituto Tecnico Marinoni, ha presentato il primo corso di laurea in tecniche dell'edilizia del territorio, promosso e approvato dal Senato della Repubblica. Vediamo il collegamento. Un nuovo corso di laurea, una opportunità importante per le attività che si vanno a svolgere anche per i ragazzi. Sì, assolutamente sì, abbiamo raccolto questo risultato, questo successo insomma, del nostro territorio e oggi proprio qui al Marinoni abbiamo organizzato questo evento per richiamare l'attenzione a un indirizzo che è quello del CAT, Costruzione Ambiente e Territorio, che partendo dalla scuola secondaria di secondo grado riesce a formare e a dare ai ragazzi quelle competenze, quelle professionalità di cui ora più che mai si sente la necessità e di cui le imprese, le aziende, gli enti locali hanno veramente necessità e ci sono tantissime richieste. La laurea è diventata abilitante ed è una delle prime a livello nazionale e poi ci saranno i dirigenti delle scuole dove l'indirizzo CAT è tuttora presente e diciamo, collabora in maniera notevole insomma, con l'università e con gli enti anche territoriali, l'Ordine dei Geometri in primis, sia a livello territoriale che a livello nazionale. Questo primo esperimento a livello nazionale di grande successo in una terra dove il lavoro e la costruzione la fanno da padrone. Una prospettiva importante per i nostri giovani, un'iniziativa che si può concretizzare grazie a un provvedimento legislativo che è stato approvato recentissimamente, che va in vigore domani. E quindi un provvedimento che renderà una classe di laurea dedicata ad una professione direttamente abilitante, però un percorso ricco anche di esperienze, quindi di conoscenze, di abilità e di esperienze fatte proprio nel tirocinio curriculare presso i nostri professionisti. Dobbiamo dare ai nostri ragazzi un'opportunità in un momento così complicato, in un momento anche in cui l'edilizia, il territorio, la rigenerazione urbana, la riqualificazione sono i temi all'ordine del giorno, i super incentivi fiscali, la riforma del catasto, ecco una prospettiva importante per ragazzi che troveranno all'uscita da questo corso un posto di lavoro, una professione che gli aspetta e anche un riconoscimento di carattere economico e anche di occasione per rendersi indipendenti. Finalmente mettiamo a frutto anche il lavoro di questa terra, di questo Friuli laborioso che ha visto sempre le professionalità come quella del geometra distinguere la nostra gente nel mondo, ma soprattutto per il futuro, perché il momento storico che viviamo permetterà di avere ingenti risorse grazie al Piano Nazionale di Resilienza e questo Piano Nazionale ha bisogno di professionalità che siano all'altezza, che abbiano la capacità di disegnare il territorio e chi meglio di un geometra che diventa anche dottore può farlo. Cosa ti ha spinto a partecipare a questa iniziativa nuovissima? Allora, sinceramente quando io ero alle superiori, alla fine delle superiori, sentivo la necessità di intraprendere, di avere anche una laurea, no? Per essere un po' più competitiva anche nel mondo del lavoro e non iniziare subito a lavorare, però non ritenevo neanche giuste per me ingegneria e architettura e quindi è caduto proprio a pennello il fatto che mi sono diplomata nel 2017-2018 e subito l'anno dopo hanno introdotto questa nuova laurea, quindi ho detto perché no, proviamo a farla e ci buttiamo così. Ci siamo trovate molto bene sia per quanto riguarda la parte delle lezioni e soprattutto per quanto riguarda per mio conto il tirocinio, perché secondo me è stata veramente un'esperienza importante per la nostra formazione e i professori ci hanno seguito molto durante il tirocinio, quindi non eravamo lasciati così allo sbaraglio perché ci seguivano in modo tale che noi facessimo qualcosa di concreto nello studio dove facevamo il nostro praticantato e io mi sono trovata benissimo sia con lo studio sia con il professore che mi ha seguito durante tutto il periodo sia di preparazione per l'esame di tirocinio sia per quanto riguarda la laurea, quindi io consiglio a tutti questo corso per chi vuole portare avanti magari gli studi, se ha già fatto come in questo caso il Marinoni, quindi scuola di geometra, ma anche chi vuole cimentarsi proprio nel mondo del geometra che è molto vasto e quindi ha molti aspetti, molte sfaccettature a cui ci si può dedicare. Ecco.
E ora parliamo di presepi. Sono oltre 130 i presepi del Friuli Venezia Giulia inseriti nel Giro Presepi organizzato dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, che per l'occasione ha ideato un sito web. Il progetto, giunto alla 18ª edizione, è stato presentato oggi in Regione. Vediamo il servizio che abbiamo realizzato appunto questa mattina. È un segnale di speranza, di fede e di pace. Guardate, io devo ringraziare pubblicamente le Pro Loco per l'eccellente lavoro che hanno svolto durante questo difficilissimo periodo per la nostra regione, un mondo di volontari, lo sottolineo di volontari, che si sono adoperati al fine di garantire a quelle, soprattutto alle fasce più fragili, più deboli, il dovuto sostegno. Quindi un grazie al Presidente Pezzarini e a tutte le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia. Poi che dire, insomma, per fortuna c'è qualcuno che ha il coraggio di portare avanti quelle che sono non solo le tradizioni, ma valori di fede che caratterizzano il nostro paese. Per fortuna c'è qualcuno che ha il coraggio di continuare a voce alta e a voce forte portare avanti il concetto di natività, di Natale, di famiglia. Ultimamente ci hanno, in malo modo a volte, cercato di far credere che i valori fede, famiglia, sono di cui. Allora capite quanto importanti sono queste manifestazioni, non solo per il coinvolgimento di un numero nutrito di artisti, parliamo di circa 50 maestri, presepisti, parliamo di importanti pittori, Borta, Celiberti, Spessot, che, come dire, andranno ad arricchire la mostra che si terrà nella chiesa di Sant'Antonio Abate. Quindi una manifestazione che ci vede partner da oramai 12 anni, con questa 12 anni, un evento, il Giro dei Presepi, che vede sempre più comuni del Friuli Venezia Giulia coinvolti. Quest'anno se ne aggiungono, Presidente, se non sbaglio, circa 5, Sappada, Flambruzzo, insomma Pozzo, insomma tante manifestazioni in giro per il Friuli Venezia Giulia che fanno assolutamente bene, soprattutto in periodi non semplici come questi. Visto l'indisponibilità dei locali di Villa Manin, dove avevamo realizzato per 11 anni consecutivi la mostra dei presepi, che era cresciuta di anno in anno a causa dei lavori che dovrebbero partire a breve, ci siamo rivolti sulla città di Udine, perché già da qualche anno organizzavamo la mostra in Galleria Modotti. Abbiamo individuato la chiesa di Sant'Antonio Abate e quindi voglio ringraziare qui la Curia che l'ha messa a disposizione. Abbiamo incaricato una curatrice, l'artista Graziella Ranieri, per allestire una mostra facendole fare un salto di qualità. Come diceva l'assessore, abbiamo oltre 50 opere esposte di artisti friulani che hanno curato nel modo particolare con tecniche e materiali molto ricercati. Abbiamo artisti contemporanei molto conosciuti come Borta, Celiberti, Butazzoni, Spessot, per qualificare questa mostra, che sarà aperta dal 4 di dicembre al 9 di gennaio. Con ingresso gratuito nel rispetto delle norme. Tante iniziative, la mostra nella chiesa di Sant'Antonio, il Giro Presepi, il concorso nelle scuole, il concorso con il Messaggero Veneto e il concorso per le scuole con il settimanale Il Friuli non potevano essere realizzate se non ci fossero dei sostegni che da diversi anni ci sono al nostro fianco, con la Regione, con la Fondazione Friuli, che è presente anche in altre iniziative che nel corso dell'anno noi facciamo. C'è una collaborazione, un contatto frequente con la Fondazione, la Banca di Cividale, la Filologica Friulana e Promoturismo. Vi ricordo anche che in fiera, l'artigianato in fiera a Milano, nello stand della nostra regione saranno esposte 2 opere di 2 autori friulani. Questo significa che la nostra regione è diventata un unico sito presepiale, considerato che abbiamo censito 151 località per circa 2000 natività.
per vedere dove visitare i siti presepiali c'è il sito www.presepi.fvg che è online, si possono costruire i percorsi, personalizzare i percorsi, visitare i presepi, vedere se sono rassegne di presepi, se sono adatti a gruppi o presepi singoli. Quindi è un modo anche questo per fare turismo, per attrarre turisti. Sì, perché dai dati che avevamo ante pandemia, vi dico solo l'ultimo dato dell'ultima mostra a Villa Manin del 2019, avevamo avuto 30.000 visitatori circa, provenienti da tutte le regioni d'Italia, anche dall'Austria e dalla Slovenia. Quindi ormai la regione Friuli Venezia Giulia è conosciuta per i siti presepiali e quando noi portiamo i siti nei borghi, pensiamo a Pofabbro per esempio, sembra di essere in paradiso. Potrei citarne altre decine, ma ne cito uno solo in particolare. Poi in ogni borgo, ogni città, credo non ci sia paese dove non venga allestito un presepe. E ora piccola pausa, ma rimanete con noi, ci vediamo fra poco. E ora parliamo di un evento culturale in città. Marcello D'Olivo, architetto del mondo in Friuli Venezia Giulia, è il titolo della rassegna inaugurata oggi al Castello di Udine, che è ospitata nel Salone del Parlamento e nelle sale appunto adiacenti. La mostra è stata organizzata nel centenario della nascita dell'architetto friulano e a 30 anni dalla sua scomparsa. Marcello D'Olivo, architetto del Friuli Venezia Giulia, architetto nel mondo. Così possiamo riassumere il significato, il contenuto della mostra ospitata fino al 30 aprile qui nel Castello di Udine, in modo particolare nel Salone del Parlamento, una sede prestigiosa dedicata al grande architetto nel centenario della sua nascita e a 30 anni dalla sua morte. Siamo con il sindaco Pietro Fontanini. È importante per la città di Udine ricordare questo personaggio, avere tante testimonianze, perché lo dobbiamo evidenziare che fu un architetto che operò praticamente in tutti i continenti. Lui lavorò in tutto il mondo. Sì, lavorò in tutto il mondo e la famiglia ci ha lasciato un patrimonio al comune che sono i suoi disegni, i suoi progetti, molte cose che poi non sono state anche realizzate, alcune realizzate, ricordo per tutti i friulani che conoscono Lignano Pineta. Lignano Pineta è stata progettata da D'Olivo e abbiamo questo bellissimo esempio di una città particolare, insomma balneare, progettata da lui. Ma i lavori sono stati tanti, era un uomo, un grande artista, poliedrico perché era anche pittore. La famiglia Ardito di Lignano ci ha prestato alcuni quadri che sono esposti proprio per Marcello D'Olivo, pittore, ma soprattutto un grande architetto che ha operato in tutti i continenti, ha fatto opere importanti e quindi la città lo ricorda a 100 anni dalla nascita con questa mostra, una mostra bellissima, ben organizzata, con questi disegni che fanno parte del patrimonio del comune, che sono esposti per la prima volta al pubblico, agli appassionati. Io spero che coloro che si cimentano nell'arte, soprattutto architetti, progettisti di ogni genere, possano venire a vedere questa mostra ed a guardare la genialità di questo grande architetto che fu Marcello D'Olivo. Ecco, tra l'altro nel corso della presentazione proprio il figlio dell'architetto D'Olivo ha sottolineato il fatto che molti studenti, molti laureandi in architettura chiedono appunto di avere indicazioni su D'Olivo, sull'architetto, perché preparano la tesi proprio su di lui. Sì, questa dimostra l'attualità del pensiero di D'Olivo, quindi un'attualità che è studiata e guardata con grande interesse da coloro che stanno studiando architettura. Quindi per quello anche siamo contenti di poter dare un contributo ulteriore con questa mostra agli appassionati di questa materia, di questa disciplina che è molto importante, perché sappiamo che gli architetti ridisegnano le città, le case, i paesi, insomma un po' tutti i monumenti, perché è in mano loro, insomma con il loro estero, con la loro creatività, la realizzazione di opere che poi restano nel tempo. Ecco, tra l'altro è stato evidenziato che l'architetto D'Olivo studiava il luogo e cercava appunto di far nascere le sue opere
in stretto rapporto con l'ambiente circostante, in stretto rapporto con la natura. Sì, ho sentito un ricordo che ha portato il figlio Antonio, che ha detto quando lavorò in Gabon, quindi in Africa, doveva realizzare una ferrovia, il percorso di una ferrovia, e lui chiese agli abitanti, insomma, dei villaggi quali erano gli alberi sacri, perché affinché la ferrovia non passasse e abbattesse questi alberi importanti. Quindi ci furono delle deviazioni della linea ferroviaria proprio per salvare questi alberi che rappresentavano un valore importante per la cultura di quei popoli. Ecco, Marcello D'Olivo fu anche socio della Galleria del Centro Friulano Arti Plastiche ed è proprio lo stesso Centro Friulano di Arti Plastiche ad aver organizzato 4 installazioni in città. Sì, sono 4 installazioni che saranno presenti in tanti luoghi della città, in via Cividale, in piazzale 26 luglio, per dire due luoghi. Sì, poi ricordiamo piazzale Osoppo e via Leonardo da Vinci. In cui si potranno vedere questi modelli che realizzano in pratica i pensieri e le idee del grande architetto D'Olivo. Grazie per averci seguito, arrivederci.